Oggi parliamo del Centro Veneto Metodo Billings. Sigla. Conosciamolo meglio questo metodo di controllo delle nascite. È un metodo di controllo delle nascite che va rivalutato e rivisto, anzi lo ripropongo con piacere perché ho come ospite Roberto Di Pietro, il patologo col quale ho avuto il piacere anche di lavorare assieme per diversi anni e che nella sua post attività professionale si occupa ancora di fisiopatologia, di profondo conoscitore delle cose umane e quindi è approdato anche al metodo Billings ed è diventato il referente, ovvero il presidente del Centro Veneto. Benvenuto tra di noi e i nostri telespettatori saranno contenti di ascoltare, di sentire da te una spiegazione su questo metodo che tutti dicono di conoscere ma bene non lo conosce nessuno. Questa è la premessa fondamentale, credo che nessuno conosca bene il metodo tranne chi lo usa appropriatamente. Io ti saluto, credo dovermi scusare per questa vocina da mali di stagione. Sì, il metodo Billings è un moderno metodo diagnostico, parola un po' abusata, è un metodo che consente alla donna di riconoscere il suo periodo fertile nel mese in base alla sensazione vulvare di asciutto, di bagnato, di scivoloso, eccetera. Una sensazione che soltanto la donna sente, conosce familiarmente. Per questo è una cosa un po' singolare, il metodo viene per ragioni di esperienza insegnato da donna a donna, da una insegnante donna ad una utente donna e viene insegnato peraltro gratuitamente perché il fondatore diceva: io non ho inventato niente, ho soltanto scoperto quello che aveva fatto la natura o Dio e quindi non posso mettere il copyright su cose non mie. E questo crea qualche equivoco perché essendo insegnato gratuitamente qualche volta sembra che la cosa abbia poco valore, invece il valore è enorme, è un valore veramente grandissimo. C'è un valore scientifico. Allora, c'è un valore scientifico rigoroso. Io sono qui, mi occupo di queste cose solo dopo aver scoperto, uso dire come Paolo sulla via di Damasco, che esiste una fisiologia del muco che tutti ignorano. È una storia molto bella questa. Sì. Lavoravamo in una bella scuola infermieri, tu insegnavi anestesiologia, io anatomia e fisiologia e un giorno approdai ad un corso organizzato dal Centro Veneto Metodo Billings per fare delle lezioni di anatomia e fisiologia. E qui ho scoperto da alcuni colleghi che parlavano il mio stesso linguaggio e parlavano del muco cervicale in termini che io non conoscevo, di cose che io ignoravo, pur essendo un patologo in carriera che credeva di sapere tutto quello che bisogna sapere, soprattutto sull'utero, sul collo dell'utero, che erano materia quotidiana, erano i tempi in cui avevano appena descritto la CIN e noi sapevamo tutto, eravamo dei morfologi sofisticatissimi, ma non sapevo. Per mestiere è una cosa banalissima, io guardo una ghiandola dell'endometrio al microscopio e ti dico a che giorno a che giorno del ciclo era, ma ignoravo che un centimetro più a valle ci fossero delle modificazioni cicliche della secrezione del muco che sono state descritte da un geniale pioniere della risonanza magnetica, Eric Odeblad, che è ancora al mondo, e che ha descritto questa fisiologia del muco. Questa è la cosa che mi ha appassionato e ha continuato a farmi occupare di questa cosa. Il metodo è stato inventato scoperto da una coppia di medici, moglie e marito, John e Lynn Billings, sono anche delle foto abbastanza, eccoli qui, loro. E che peraltro hanno avuto 9 figli, non hanno nessun problema di limitazione delle nascite, ma conoscendo i problemi di altri hanno cominciato a occuparsi con passione di tutto quello che c'era allora, compresa la temperatura basale, eccetera. John Billings riunì un gruppo di volontari a Melbourne negli anni 50, molte erano
erano sue infermiere, entusiaste anch'esse, quindi professioniste del termometro tra l'altro, e cominciarono così a registrare, a fare delle osservazioni e tentarono di mettere a punto un metodo. La svolta geniale di John Billings ci fu nel 1958, quando lui disse: bene, adesso che conosciamo tutti questi segni, proviamo a semplificare il metodo. Per renderlo più fruibile, cerchiamo di usarne uno solo e concentratevi solo sul muco. Alcune signore dissero: no dottore, non è più una cosa seria, non possiamo lasciare il termometro. Invece capirono che con una conoscenza approfondita e molto esperta del semplice segno del muco cervicale, come del segno vulvare, della sensazione vulvare, si può con certezza, e questa è una parola che io sottolineo, e secondo anche facendo riferimento a criteri scientifici rigorosi, una donna può riconoscere con certezza il suo periodo fertile. Questo è in soldoni il metodo. Ci sono tantissimi preconcetti, così tanti che io non entro neanche nei preconcetti. Non è un contraccettivo, è un mezzo per il controllo delle nascite, ma viene usato oggi più che altro per cercare una gravidanza, non più per evitarla o rimandarla, ma per cercarla. C'è uno studio italiano fatto su 300 coppie che in 2 anni hanno cercato, per 2 anni cercavano una gravidanza. I dati sono all'ultima verifica statistica per la loro attendibilità statistica, ma sono stati presentati l'anno scorso a Milano durante l'Expo. Di 300 coppie che cercavano una gravidanza in 2 anni, 200 hanno avuto una gravidanza, hanno concepito. Hanno concepito ricercandolo tramite il metodo Billings. Semplicemente usando il metodo, come si fa oggi praticamente quasi sempre, per avere dei rapporti mirati. E io penso, un po' mi angoscia pensare a quante coppie ipofertili vanno alla PMA, che è costosa dal punto di vista economico, ma anche soprattutto dal punto di vista psicologico, senza che nessuno gli abbia insegnato che probabilmente a provare seriamente a cercare il momento fertile con un po' di pratica, un po' di precisione. Tu dici che la donna se lo sente il periodo più fertile perché ha queste, se è istruita, ha queste sensazioni della fluidità del muco cervicale, no? Ovviamente sì, ma vanno questo è il punto cruciale, bisogna saperlo interpretare, perché una sensazione di bagnato può essere quella, non so, di una sudata, oppure mi viene in mente in questi giorni in cui se una signora prende un mucolitico perché ha la bronchite, ovviamente può avere una sensazione, una falsa sensazione di muco fertile, mentre è soltanto muco trattato secondariamente da un farmaco. Interferenze farmacologiche. Ci sono interferenze farmacologiche, ci sono tantissimi pitfall, tantissime trappole, e usare i due sistemi tra la temperatura basale e il Billings. Ecco, il problema è questo: ci sono alcune scuole che usano ancora anche il controllo con la temperatura basale, con un approccio al muco meno approfondito, meno, non dico sofisticato, meno mirato. Ma il problema è proprio questo: il balzo in avanti di John Billings è stato quello di tentare di semplificare il metodo, di poterlo rendere fruibile anche da una donna cieca, da una donna analfabeta, da una donna che non ha il termometro. Cioè, quando una donna ha imparato con l'aiuto di un insegnante a riconoscere, a interpretare questo metodo, lei ha con sé, senza neanche l'uso delle mani, ha già con sé tutto quello che le serve per poter sapere in ogni mese come sta andando e cosa sta succedendo. L'uso del termometro, ci sono scuole che usano il termometro, l'uso del termometro sì, è una cosa in più, quindi comporta la ricerca di un altro dato, e quindi è più indaginoso, per quanto indaginoso possa essere usare un termometro, ma
non è un'evoluzione del metodo Billings. I Billings hanno abbandonato poi l'uso del termometro. L'uso del termometro, cioè perché ne so poco, ma dopo con l'ovulazione c'è un lieve rialzo della temperatura basale, per cui controllando la temperatura basale la donna realizza anche lì, è un'altra modificazione che c'è. Senti, per chi vuole approfondire, allora il Centro Veneto Metodo Billings è in internet. Facciamo vedere qualche immagine. Un sito che attualmente è su blogspot.com, cevemb.blogspot.com. Sì, eccolo lì. C'è questo, si può andare alla Confederazione Metodi Naturali. Sì, ecco, tu ci tieni a dirlo, è un metodo naturale, sia di controllo delle nascite che di ricerca di una nascita. E attualmente viene usato più per la ricerca di una gravidanza. All'ultimo corso che abbiamo fatto, quasi tutti, o perché aspettavano, cioè dovevano sposarsi, o perché erano in cerca di una gravidanza, tutti avrebbero usato il metodo per cercare. Ti hanno chiamato Alberto invece che Roberto. Vabbè, Roberto, regia, il protagonista va tutto bene. È il Cevem il protagonista. Non il mio. Ma il presidente è Roberto Di Pietro. Sì. Molti ignorano per esempio che il metodo è stato validato scientificamente dall'OMS ben 30 anni fa, negli anni 90 negli anni 80, scusa, con 5 lavori su Fertility and Sterility, che è la maggior rivista internazionale che si occupa di queste cose. E ci sono stati studi prospettici, studi retrospettivi, e quindi vari tipi di studi, per cui il metodo è stato validato da questi lavori. Li si trova anche, un altro indirizzo è WOOMB, WOOMB.org, che è l'organizzazione mondiale a cui noi siamo affiliati. E quindi anche lì si trovano comunque tutti si batte Google e si scrive metodo Billings Italia e si trova. Ma ecco, la sigla è WOOMB, che è organizzazione WOOMB, peraltro significa grembo, quindi con una sola O, quindi c'è questo. Senti, abbiamo altre diapositive? C'è quella di un corso recente che fai nei prossimi giorni? Facciamo il nostro prossimo corso il 26 febbraio. Ed è appunto un corso in cui ci sono vari tipi di cose, cioè, per l'apprendimento di base del metodo. Chi vuole imparare il metodo, dopo avere queste nozioni teoriche riguardanti l'anatomia e la fisiologia e il metodo stesso, può andare può poi essere seguito per qualche seduta da una insegnante personalmente, gratuitamente. Comunque questo è il bello, è un metodo naturale che può servire per evitare o per avere una gravidanza. Ecco. Dunque non c'è nulla di fideistico, perché è una cosa che piace molto. È molto etico. Non solo è etico, ha un valore fondamentale e unitivo per la coppia. Io dico che, così un po' esagerando, che il controllo della nascita è una cosa in più rispetto al valore unico di tipo unitivo, perché questo stile di vita induce un rapporto di coppia molto intenso e quindi veramente unisce moltissimo la coppia. In Cina mi dicevi che... Certo, in Cina, tanto per dire che non c'è nulla di confessionale in questo, perché piace molto nei paesi occidentali ai cristiani, ma anche ai cinesi, sono 50 milioni di coppie che usano il metodo Billings, numero piccolo per la Cina, ma sono 50 milioni. Tu ti ricordi che la Cina aveva il problema del boom demografico, e John Billings scrisse al governo cinese dicendo: guardate, un sistema semplice, facile, eccetera, ed economico, a costo zero, fu accolto a braccia aperte. C'è una scuola, ho conosciuto una signora di Hong Kong che appunto tiene le file delle scuole cinesi per il metodo, ecco, quindi qui non c'è, questa è fisiologia umana femminile, perché qualche volta allora ricordiamolo ai telespettatori che si fossero messi in ascolto magari dopo che abbiamo cominciato. Allora, si tratta di un metodo naturale di esplorazione, di conoscenza di se stessi da parte della donna, di quando il muco fluidifica, quindi cambia, in quel momento la donna è fertile, cioè è già stata, c'è l'ovulazione è già avvenuta ed è pronta
pronta per ricevere lo spermatozoo maschile, Ecco, ai detta così, fini del scusa, concepimento. Ecco, detta così può sembrare troppo semplice, ed Sì, certo. cioè, conoscendo tutte quante le alternative, tutti i pitfall, tutte le trappole, Sì. cioè bisogna conoscere bene questa cosa. Sì. Quando la si conosce bene, Ecco. c'è la possibilità di sapere con certezza, ma ci sono milioni di donne che lo fanno, Sì. di sapere con certezza qual è il periodo fertile La donna del deve mese. cominciare ad esplorarsi, ad autoconoscersi, Ad autoconoscersi. ad ascoltarsi dentro per capire quando avviene questo. È esattamente questo verbo un po', che mi fa un po' ridere perché è acustico, però le insegnanti dicono proprio così: ascoltarsi. La donna impara ad ascoltarsi, a riconoscere i veri sintomi del muco fertile, a riconoscere questa sensazione vulvare quando è da muco, e così è in grado di sapere quando è fertile. Per quanto tempo è fertile quando c'è questa situazione? Dipende, la fertilità dura un giorno e mezzo, ma sì, e poi ci sono delle regole per le quali si valuta in prima o dopo, ma il periodo è quello. Cioè, il periodo è molto breve, quindi non so se Ogino o Knaus, storie di altri tempi, tentarono di stabilire coerentemente con l'EPA. Diedero loro un valore arbitrario. No, il valore ce l'hai quando valuti le cose, quando senti, quando ascolti come stanno andando le cose. E quindi la differenza dei moderni metodi diagnostici con quel tentativo di metodo che fu sta proprio nel Senti, parliamoci chiaro, perché i metodi naturali sono così poco diffusi? Perché in quel periodo Pincus stava producendo la pillola. C'è stato il boom della pillola proprio quando e c'è stata sostanzialmente anche una grossa spinta commerciale, una grossa spinta da advertisement, in pubblicità, che il metodo non aveva, e a questo punto si è diffusa artatamente sono diffuse delle idee false sulla inopportunità, sul carattere dilettantesco, altro che dilettantesco, sulla imprecisione del metodo, eccetera. L'ultima cosa che va detta: l'indice di Pearl del metodo Billings, quello valutato più recentemente da Cambridge, che è lo stesso che viene da Melbourne, da Baltimora, dallo stesso istituto di Pearl, è di 3,7. Si avvicina all'indice di Pearl di alcuni anticoncezionali. Odeblad riferisce una casistica con indice di Pearl pari ad 1, quindi come la pillola. E per essere un metodo non medicalizzato e molto più pratico, sono dati, io attendibilità devo dire notevolissimi. questo, che se se ne interessa a Roberto Di Pietro, che è un patologo e che è stato attratto dallo studio del muco cervicale, della sua fisiologia e della sua trasformazione in rapporto agli ormoni femminili, evidentemente c'è un metodo scientifico, e quindi è questo che è in dubbio. È garantito, io sono qui solo perché per il rigore scientifico. Allora dico questo: il tempo è passato, ma adesso avete sentito parlare del metodo Billings, c'è in internet, cercate metodo Billings Centro Veneto per esempio, e troverete CEVEMB oppure quello mondiale, eccetera. Ecco, questo è la sigla. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ovviamente Roberto Di Pietro e vi aspetto alla prossima. Grazie a voi.